Han Newf, stessis frequencis, stesse sigle, stesse voci che de sottoscritte Giorgia Zamparo in che scas, che sui 90 MHz di Radio Onde Furlane, un saluto e un invito a restare in ascolto di queste prime puntate 2018 di Cence Fastidis. Intanto a tutti voi altri signor personale auguri di un buon proseguimento di che stampe ne arrivate e l'auguri più naturale, più sclette e coerente che puoi sforza alle che non spuarti tante salute, senza fastidi di sorte. In queste prime puntate, allora, per ben inviarsi, mi piacerebbe tornare a parlare di qualche evento, riconoscimenti e progetti che sono passati negli ultimi 2 mesi, 2017, ma che non vi avuto per motivi di tempo o ridotte, non vi avuto maniere di contare a chi ha senza fastidi. Ha scominciato a nuove progettazioni presentate il 29 di dicembre 2017, quindi qualche giornata fa in FS e dunque non potremo proprio in studi. Una progettazione dall'hospice di un new hospice, unità di cure palliativi che verrà fatta dentro dall'ospedale Santa Maria de Misericordie di Udine. L'hospice, lo sappiamo bene, è una struttura specifica dove sono garantiti in contesto di residenze le prestazioni di cure palliativi o ben tutte queste prestazioni sanitarie, assistenziali di accette forniti in continuità dall'arco delle 24 ore a malati in fasi già avanzate, dove il male è in forte progressione, o tal caso di malattie croniche, degenerative, non dome oncologiche, ma di certe con una prognosi limitate. L'obiettivo principale di queste assistenze in hospice è la qualità di vita, anche se in presenza di bisogni assistenziali più impegnativi che per queste domandano un elevato livello di competenze professionali di bande di persone specializzate. Questa è dunque l'hospice, questa è la nuova struttura che avvierà a crearsi a Udine dal padiglione nuovo, sono un unico plan di recente costruzione peraltro, che è il padiglione dall'ospedale di Udine, il padiglione che è ben collegato a altri serparsi, altri padiglioni dall'ospedale, attraverso la rete, come dire, i percorsi pedonali in gallerie o in superficie su livello tertiere, cioè che o fasi in qualche inizio all'ospedale di Udine, che si costressa a camminare un po' sotto i corridoi, permette un facile accesso però dai miei publics con accesso di vie colugne. La struttura è antibielle, nuove, luminose, senza barriere architettoniche, si mantiene altri, li si amarissa sono per una persona e a permettere il calore che queste permanenze assistite con la presenza continua di personale sanitario, di ente di chiase o di assistenti di sorte. Queste dunque queste progetti che è stato presentato il 29 di dicembre, questo è il progetto che verrà realizzato quindi in del 2018. Un altro evento sanitario che si è tenuto ai primi di dicembre, che per esempio in queste non viene arrivata a presentarlo, è che dall'inquintri al liceo Percotto in occasione delle giornate mondiali per lotte AIDS viene ai primi di dicembre. Queste per favelà ai gioventù di queste malattie, l'AIDS appunto, che tanti è fatte, tanta resta in modi fa, soprattutto a livello informativo e dunque tra i giovani per una questione di prevenzione e di culture sanitarie, anche se non sono loro che si ammalano subite, si vede di fatto che l'età è che poi adulte, da specific, proprio dal periodo 2010, novembre 2017, sono stati notificati in nostra regione 656 nuove diagnosi di infezione di HIV e di questi 483, vuol dire il 71% relativi agli anni 2010-2017, il 78,3% delle nuove diagnosi l'ha interessata soprattutto cittadini residenti in regione e la situazione di Udine alla ditta in queste convigne fatte al liceo, il dottor Matteo Bassetti, direttore cliniche malattie infettive delle aziende sanitarie universitarie di Udine, mette in evidenza
un trend in continua crescita per nuove diagnosi dall'HIV. Sono stati di fatto ben 25 in tal 2016, con un incremento di più del 50% i casi di diagnosi rispetto al 2013, che è il caso di diagnosi di HIV. Anche dal 2017 si è mantenuto questo incremento e attualmente la clinica malattie infettive al seguisse più o meno 500 pazienti HIV positivi e rappresenta il primo centro in regione per un numero di pazienti. Dal 90% delle nuove diagnosi il contagio è succeduto per via sessuale, con una netta preponderanza per via eterosessuale. In generale, la fase di età poi rappresentata è che comprende tra i 30 e i 49 anni, ma l'età poi indicativa, e è stata detta a questi giovani, se te conviene, è che dai 39 anni superiori. Ecco allora perché la prevenzione e la cultura sanitaria su questo tema dall'HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili arriva prima e ben allora che queste iniziative scuole come queste che sono fatte ai Prince di dicembre, portate in denande cliniche malattie infettive di aziende sanitarie universitarie integrate di Udin in collaborazione col Dipartimento di Prevenzione, il Comune di Udin e l'Arci Gay. In Friuli Venezia Giulia, come che vendite, le modalità di trasmissione di infezione si sono modificate 6 anni, sono vendite quelle sono i numeri di Udin, sono state portate a questi giovani in queste giornate al liceo Percoto attraverso film, documentari e videos. E questo dunque è uno degli eventi che ha caratterizzato queste serate dal 2017, ma tra gli strobis bielis, insomma, significativi che sono stati fatti, sono anche due nominis, che mi pareva il caso proprio di città, che dal professor Curcio, direttore del Dipartimento di Medicina e di Laboratori di Aziende Sanitarie Universitarie Integrate di Udin, che a Kyoto è diventato membro dell'Associazione Mondiale delle Società di Patologie Cliniche e di Medicina da Laboratori, un riconoscimento arrivato su oggi dall'ultimo congresso dell'Associazione Mondiale delle Società di Patologie Cliniche e di Medicina di Laboratori, l'acronima doppia ASP ALM, Walsman, da volte a Kyoto. Ai presenti per altre di Altezze, di Sua Altezza Imperiale, la principessa Akiko Mikasa e il professor Francesco Curcio alla avuto qui queste nomine. Un'altra biele prestigiose nomine che dal cardiologo di Udin Claudio Fresco in servizi di strutture operative cardiologiche delle aziende sanitarie universitarie integrate di Udin, è stato nominato invece vicepresidente de consulte di società cardiologiche italiane. La consulte è conta a voi tra i suoi soci fondatori le più grandi società scientifiche cardiologiche italiane e avrà come obiettivo il coordinamento delle attività di ricerche cardiologiche italiane dei prossimi anni. Dunque Bielsa è un essere miedi di Udin, membri di queste società. E come vorrei passare dal passato al futuro e presentare insunte qualche una delle trasmissioni che ho fatto dentro di questo palinsesto di Cence Fastidis in questo 2018. A scominciare di una convigne che l'ordine dei miedi si farà a Udin ai 20 di gennaio a riguardo dal marketing sanitari. Venerdì sul proponi, ma se mi disini se pazienza a causa delle influenze che i rappresentanti delle industrie farmaceutiche hanno sui medici di famea. Ma in qualche minuto come al telefono il dottor Tiberio dall'Ordine dei Medici, Tiberio Gianluigi dall'Ordine dei Medici per un'anticipazione di queste convigne. Pronto? Sì, pronto. Grazie per essere con noi per questa anticipazione allora di queste convigne che si farà ai 20 di gennaio. Ho vendite un presentazione per un marketing sanitario, questo è il titolo di queste convigne, marketing sanitario e sovradiagnosi, due aspetti caratterizzanti il moderno mondo della sanità, il modello attuale. Si fa di sovradiagnosi quante, dottor Tiberio? Si cerca di sovradiagnosi quando si sirdi di fare una diagnosi quando non è dovuta.
spesso succede che il paziente al CRO di una malattia magari, no? E non rientra tra i canoni che sono la malattia, e molto spesso i livelli da diagnosi sono differenti. Faccio un esempio: la ipertensione fino a poco tempo fa i valori erano 140-90, come si tinta a sbassaio a 130 e 80, e quindi si tinta a aumentare la quota di popolazione malata. Ma è che se il paziente che sburta il miedi dunque a un medicinale o il miedi di famè che vedo della situazione al presente une cure? No, è l'industria che aumenta il bacino di utenza dai malati, no? Spostando che sono i punti di riferimento. È un tentativo di aumentare una clientela, un mercato. Alle di che probabilmente la più parte dei medis non è neanche cosciente, no? De statiche di marketing adottati da industrie a partire dai rappresentanti che vengono a visitare gli ambulatori, gli ospedali, che dicono effettivamente il mio mestiere è quello di influenzare i medici, noi veniamo pagati ed addestrati per farlo. Beh, sicuramente, è una strategia di marketing, no? Come tutte le industrie o come tutte le aziende hanno come fine ultimo che è di aumentare i loro guadagni, no? E attivi in tutta una serie di strategie per ottenere questo, no? In questo senso il nostro incontro dal Vinci di Senar ha studiato proprio per mettere in guardia i professionisti di questo meccanismo che sotto traccia al lavoro per aumentare la quota di investimenti all'interno, no? E quindi di guadagni. Ma no, in maniera cosciente, lo stiamo velando dal professionista, dal medio di famè. No, il professionista non è lui subisce Appunto, questo sì, appunto. atteggiamento, Sì, no? sì. E se ultimamente gli investimenti che le industrie farmaceutiche a livello di ricerca sono inferiori a quelli che sono mitosti a livello del marketing, e questo spiega tanto, no? Sì, certamente. Dunque, in queste convigne che io volendo me voi anticipare, ma tornare in parzore, in una puntate poi approfondite, o venire a fare proprio di questo problema dal marketing industriale. Si porteranno allora tanti esempi, tante esperienze dai fans, i farmacos antinfiammatori non steroidei, che ci fanno, pardi, no? In che contesto si mettono? In quel caso lì sono dei casi che sono recentemente succeduti, in cui un farmaco antinfiammatorio non steroideo era stato pubblicizzato come un farmaco innovatore, Appunto, sì. e alla fine invece aveva portato un gruppo di effetti collaterali, tant'è che è stato ritirato dopo poco tempo di averlo mettuto in commercio. Ecco, allora ho sintarin di più, o approfondarin di più questo contesto, come approfondarin anche sui antiipertensivi, su altri farmaci, sui conflitti di interesse in medicina e l'illusione di certezza. Vedarin dice che si tratta in Sì. questo contesto, prego? Sì, ora vi dico che è un po' il meccanismo che succede con la pubblicità anche tra i prodotti commerciali normali, no? Non è che il farmaco si estrae da quel meccanismo No, lì. dai prodotti di banca, no? Probabilmente, che anche Sì, non lei ho che la dovrebbe ricetta. essere in qualche maniera tutelata, e l'ordine dei miei per fare questa roba qui proprio per tutelare il cittadino, anche di
tipo di manovre. Beh no. Allora, questo veniamo a approfondire per la fine di gennaio, dopo dei vostri convegni, o veniamo a dire anche di più allora su questi farmaci, su questi meccanismi, su questo marketing. Intanto, dottor Tiberio, lo ringrazio tanto per questa anticipazione, a Grazie a risentirsi voi, dunque, Beatrice. buon proseguimento e a risentirsi, buon congresso ai vinti di gennaio in te sede Ordine dei dall'Ordine dei Miedi. Miedis, no? In via Sì, Diaz. esattamente. Grazie, un'evore Grazie a allora, voi. buondì, buondì. Sì. E un altro argomento che ho la ring a sviluppare in questo 2018, in questi primi spuntati, è una puntata di grande attualità sui diritti del paziente ai fini di vita, argomenti di grande attualità, parce che si rivela in questi dis, tra l'est e decres, l'autis politicis in Parlamento, la che si dopra in per aulis, tante che biotestamenti, eutanasie vindenante, dunque le terapie di fin di vita, le terapie permettudis dai pazienti che hanno scelto di non ricevere curis e accaniments medics, e la comunicazione ai parenti, insomma, che sia di fa. Dunque, è una questione all'ordine dal D in Parlamento, dove che appunto si parla di accanimento terapeutico, cioè vuol dire sentito un'insistenza poco obiettive dal punto di vista medico, eccessive, l'opposizione a queste pratiche, condividute in maniera un'evore grande anche dell'Ecclesia Cattolica, cioè che l'ha ricordato anche Papa Francesco, che non c'è terapia se non cura. E non è terapia se non cura, si fa di biotestamenti, il testamento biologico che è la dichiarazione per iscritta di un soggetto sulle curis eventuali o i trattamenti di medis di seguente al caso che per gravi malattie o incidenze la stessa persona non può decidere in maniera autonome. Si rivela di curis palliativi che non noi riceviamo di cura l'accanimento terapeutico, ma sono invece terapie che accoventin a migliorare le ultime fasi di vita di un malato, come le terapie antidolore, no? Il termine che è sinonimo di assistenza e accetta e poi precisamente adesione solidale e supporto ai malati. Ma il problema è quali terapie puoi mettere in atto un miedi quando un paziente l'ha declarato per esempio, di non volere nessuna terapia, c'è terapie, c'è non fa nulla. E di questa allora ho fatto in una delle nostre trasmissioni a Vigny con il dottor Vito Di Piazza, direttore delle strutture operative complesse di medicina interna dell'ospedale di Tumiece. A febbraio, pensi, o agli inizi o alla metà di febbraio. Un argomento che forse può anche essere stato risolto tante volte, con qualche dubbio, al Parlamento e vedere anche quali sono le sorti politiche allora di decisioni. Ho finito allora per favelare di un'ultima argomentazione, un'ultima tematica che ho fatto verso marzo, un congresso che si è già fatto a Grau sulle malattie dai RENS, si favelerà allora tornare in persone ai dumps renali che possono essere causati in talompa di certe alterazioni della funzione renale, le nefropatie, l'uremia, la gestione di dialisi croniche, per esempio il trapiante dei rens e l'uso dei farmaci in tal paziente soprattutto anziani. Questa dunque è una trasmissione che fa con il dottor Domenico Montanaro, ovvio con lui anche quelli che sono i provvedimenti dietetici, gli scuri, i farmaci, i relativi stili di vita che si hanno di portare in avanti dal trattamento di questi stati patologici. Si favelerà anche d'altra pianta renale che già tante volte sa chi ha fastidi, sono infavelate di queste piante, ma che voi andiamo di più rappresenta un validissimo trattamento in gravi insufficienze renali causate da malattie, da patologie metaboliche, in particolare dal diabete che sta aumentando.
E questa è dunque un prinsunt lis primis promessis tematicis che o cirerin di da Vuelgi in questi primis puntadis di Cence Fastidis dal 2019. La speranza è che o podedis seguinus, che di tiataus in scolte, e la speranza intanto è che avete seguito queste prime puntate, che fosse di plasude. Buon proseguimento anche mone volte, mandi a duce di bande di Giorgia Zamparo. Cence fastidis, pirulis di salut, par fevelà di salut e sanitat cum miedis e experts. Onde Furlane Spot. Telefriuli, il Friuli Pontit e Udinese Blog. Gli sniovis su video, chart e internet, ogni dì. Per informarsi sulla cronaca, l'attualità, la politica e il costume. C'è gusto di plui. Telefriuli, il Friuli Pontit e Udinese Blog. La informazione multicanale in tempo real. Par blasé di Savè.